parliamo di questa manifestazione oggi qui per i precari del comune di Agrigento, l'ennesima manifestazione senza alcuna risposta, immagino. Sì, intanto questa assemblea è organizzata anche per una campagna nazionale, per le manifestazioni che si stanno facendo a livello nazionale. La prima è stata fatta a Bologna, l'altra sarà a Napoli per quanto riguarda il Mezzogiorno, e quindi in preparazione di questa manifestazione noi stiamo facendo le assemblee nei posti di lavoro. Chiaramente qua ad Agrigento c'è una specificità e c'è un'esigenza particolare del precariato sul quale abbiamo fatto tante iniziative e ancora attendiamo una risposta definitiva da parte dell'amministrazione per una definitiva destabilizzazione del precariato, perché è vero che sono lavoratori a tempo indeterminato, però il part-time involontario li porta ad essere ancora dei precari, perché non si riesce a vivere, a portare avanti la famiglia. Quindi noi su questo puntiamo tante carte, sul completamento di questo disegno nostro, cioè del lavoro pieno, dignitoso. Tra l'altro è una cosa fondamentale della campagna nazionale, dopo questo decreto del 1° maggio da parte del governo nazionale, che ha dato un contentino per quanto riguarda il cosiddetto taglio del cuneo fiscale, però poi che è momentaneo e non è definitivo, che però non permette, non stanzia niente per i rinnovi contrattuali e quindi per il superamento del precariato e delle cose che stanno a cuore alla CGIL, alla CIS e alla QUIL in pratica. Parello, allora qual è la situazione al comune di Agrigento? Bene, nello specifico la situazione al comune di Agrigento non è dissimile a quella che c'è negli altri comuni della provincia di Agrigento, però questo è un comune capoluogo di provincia ed è del tutto anormale che ancora oggi stiamo qui a parlare per l'ennesima volta dell'esigenza che hanno questi lavoratori di vedere riconosciuta la loro dignità lavorativa attraverso la trasformazione del loro contratto da tempo parziale, come diceva il collega, a full time. Ma questo è solo un aspetto. Agrigento capitale della cultura, Agrigento dovrà affrontare un anno in cui dovrà essere la vetrina d'Italia, che vedrà un afflusso enorme di cittadini, e ci chiediamo come si potranno garantire le turnazioni dei servizi con questo personale che è a 21 ore e che di passo dopo passo all'integrazione oraria a tempo parziale. Ma a questo si aggiunge il fatto che questo è un comune che, nonostante gli sforzi messi in campo da parte delle organizzazioni sindacali nell'attendere la rideterminazione del fondo risorse decentrate, che ricordo serve per pagare turnazione, preferibilità, servizio esterno, insomma tutti quegli istituti che garantiscono i servizi a ciclo continuo, ancora oggi non distribuisce il fondo risorse decentrate dal lontano 2018. Quindi parliamo di 5 anni, ha dato all'esterno, ad una società esterna, l'onere e il compito ovviamente a pagamento della ricostruzione del fondo risorse decentrate, ma ad oggi, a causa anche dell'enorme carico di lavoro che ha il dirigente dell'area finanziaria, nonostante le scadenze che ci eravamo dati, non siamo riusciti a ricavare nulla di utile per i lavoratori, se non un continuo rinvio sine die. Questa situazione non può essere più tollerata, anche perché ci sono gli adempimenti che sono previsti dalla legge e questo comune puntualmente non fa. Quindi oggi noi definitivamente mettiamo un punto su questa situazione e siamo disposti anche a socializzare questa situazione anche agli organismi di vigilanza che devono vigilare sulla corretta applicazione delle norme e dei contratti. Quindi a questo punto noi ci auguriamo che l'amministrazione capisca che il limite è stato superato. Abbiamo teso diverse mani, ma abbiamo la necessità delle risposte dei lavoratori, anche perché questo è un anno in cui si dovrà attuare il nuovo contratto e noi, lo ricordo, in questo specifico comune abbiamo perso un'intera sessione contrattuale. Degli istituti previsti dal contratto 2016-2018 questo comune non ha visto nulla e rischia di non vedere nulla neanche del contratto 2019-2021 che già è scaduto. Anche la UIL presente a questa manifestazione, ecco, le risposte, come già hanno detto i suoi colleghi, purtroppo sono in fortissimo ritardo. Ma l'assemblea di oggi serve a sensibilizzare il governo e non solo i governi nazionali ma anche quelli regionali e locali sulle problematiche che afferiscono ai lavoratori.
Oramai purtroppo le buste paga non consentono più di poter vivere a causa dell'inflazione. Quindi questo percorso è un percorso che parte dal basso, dall'assemblea, per poi alla fine concludere nelle manifestazioni nazionali con le piattaforme dei rinnovi contrattuali, cosa che al momento non c'è e non abbiamo e che chiederemo con forza.